anche voi qui, Come tutti. In che senso come tutti? Uno degli eventi principali di Udine, bisogna esserci, cosa dici? Bisogna esserci dove, intanto diciamo? Beh, adesso qua siamo al castello, c'è la musica, c'è il DJ Abdul. E quindi stasera grande festa, però sapete che questa festa è organizzata in un contesto preciso, cioè, o siete qua proprio per caso? Perché No, per vari motivi. Premio Terzani, non l'ho seguito, però siamo con questa serata per me. Stessa risposta? Se conosciamo il premio, qua sono per la musica, poi in conferenza andrò per il premio, insomma. Ecco, però andrete ad seguire anche... Sì, qualcosa, sono sempre stato. Sei sempre stato anche sì. anche alle manifestazioni precedenti? Sì, Ti è piaciuto, sono piaciute? Sì, interessante. Ma sì, io l'ho conosciuto tramite un CD che mi era stato prestato da un'amica che insomma mi ha abbastanza interessato perché la persona è particolare, sicuramente era particolare. Allora, il contesto non è male perché unito a una manifestazione unita anche a degli spettacoli o della musica attira sempre un bel po' di persone. e cosa vi ricordate del Copernico? Del Copernico niente, perché io ho fatto Marinelli. Volevo stanarvi perché questo dato biografico forse si può rivelare, in realtà no, questa intervista non è costruita, però noi siamo costruiti in parte perché abbiamo avuto un percorso biografico comune, no? Certo. Si può dire? Si può Certo, dire. si può dire. Siamo tutti compagni di classe, compreso l'intervistatore. Ecco, io mi sono beccato i miei compagni di classe e a loro quindi ho diritto, proprio diritto, e voi avete il dovere, quindi io ho diritto di chiedervi e voi di rispondere, di chiedervi che ne pensate della Udine di oggi rispetto alla Udine di quando noi avevamo 18 anni? Ma è molto più viva, non lo era quando noi avevamo 18 anni, diciamo che addirittura la Udine di oggi è cambiata a partire probabilmente dai tempi dell'università, perché è iniziato ad esserci molta più gente, frequentare i locali si sono rinnovati, gli spettacoli, e tutto prima non c'era. Secondo me l'università ha preso piede, adesso ci sono molti più universitari, quando prima c'erano molti militari, le caserme hanno chiuso, le università hanno aperto diverse facoltà e quindi c'è molta più gente viva che vuole un diverso atteggiamento nel divertimento rispetto a quello che c'era prima, quindi è molto più aperta la città indubbiamente. Sono cambiati i flussi, una volta c'erano questi flussi di uomini in verde, ma in realtà erano in borghese, giravano, no? Quello sono i ricordi della nostra... Marziani, uomini in verde. È una battuta o è una citazione? No, vabbè, e oggi ci sono altri flussi nella Udine del 2007, cioè? Beh, insomma, tutti i ragazzi che ci sono di anno in anno, ce ne sono molti, proprio con l'università, chiaramente portano Erasmus. soldi, portano interessi, portano voglia anche di divertirsi, esigenze, insomma, anche legate alla cultura, e stanno crescendo sicuramente. Esigenze legate alla cultura? Sì, voglio dire, la gente, i giovani chiedono spettacoli, chiedono occasioni per ritrovarsi, chiedono occasioni per divertirsi, occasioni per imparare, insomma. E la Udine di una volta non era esattamente così, insomma. Quindi siamo al centro ormai di un bel cambiamento, anche di animazione, però cogliamo qualche altra sfumatura di questo cambiamento. Dai, in 20 anni, un po' di meno, quante altre cose sono cambiate in questa città? Beh, comunque la città si è rinnovata nel suo complesso, insomma, è una città molto più bella di una volta, ci sono stati tanti interventi per migliorarla, indubbiamente. Vediamo quanto tempo rimane sempre una cittadina piccola, con Ci i sono suoi anche limiti. molti più stranieri, basta pensare ma quanti anche locali sono stati aperti da stranieri, kebab, molte più alternative. Cioè, Sicuramente. la Udine cambia questo volto, il suo volto anche così. Sì. Certo. Ci sono molti più residenti stranieri e anche attività commerciali straniere. Sì. E quindi noi già come cittadini di Udine stiamo dialogando, no, con le altre culture. Vero? Sì, Proprio a siamo già livello, immersi, insomma, per dire la verità, quindi è proprio così. Tu Sono dove, interi quartieri. nella zona in cui abiti ci sono volti nuovi? No, direi di no. Che zona stai? Ancora no. Non dici la via, ma che zona sei? Che zona è? Vicino al Tempio Ossario. Ah, Viale Venezia, Viale Ledra, quel circondario lì, in certe zone sì, ma non quella ancora. zona non è cambiata tanto. Non è ancora cambiata molto, si sta rinnovando ma non è cambiata molto come diciamo persone che la abitano. Era una zona abbastanza di persone abbastanza anziane e quindi ancora non si è rinnovata molto. E invece
parti di Udine cambiate di più? Sicuramente la zona della stazione, per esempio, è stata è molto cambiata. È molto cambiata. Tu aggiungeresti qualcosa alla sua analisi? La definisci sufficiente? No, è corretto. Sul cambiamento di Udine. Tu Sì, guardati a 18 anni quello che c'era attorno, guardati oggi a 50, no, quanti ne hai? No, sì, ti dico la stessa analisi che ti ho fatto precedente, maggiori universitari, maggiori giovani, più stranieri, sicuramente gli stranieri anche sono giovani, quindi stranieri che vengono. Ecco, e questo cambiamento anche, qualcuno definisce la multietnicità, è un cambiamento tranquillo, avviene felicemente? No, secondo me tutti i cambiamenti portano in sé anche dei problemi, però insomma i problemi vanno affrontati e certamente danno anche l'opportunità di crescere a tutti. Sicuramente portano anche dei problemi, non voglio dire che sia tutto rose e Dimmi fiori. un problema. Un problema è anche recentemente, sai che c'è stato per esempio quell'omicidio in via Cernaia, sì, è una cosa che mi ha colpito anche abbastanza perché è un posto che frequentavo spesso, sai, all'uscita della stazione, via Cernaia. Sì, ho presente. Il delitto Sì, quindi ti ha colpito? mi ha colpito perché è successo alle 10 di sera, un orario in cui magari se andavo al ferroviario potevo anche trovarmi lì. Ti ricordi che c'era il ferroviario? Certo, ce lo ricordiamo tutti, no? Il cinema ferroviario, Requiem. Questo delitto tu ne hai saputo qualcosa? No, questo qua è un riferimento. Lui ne ha saputo qualcosa, tu? Questo delitto sì, però addirittura ce n'è stato un altro in effetti abbastanza vicino a casa mia, pare ad opera comunque di persone non italiane. Questo non vuol dire che la città stia cambiando in peggio, insomma, diciamo che la convivenza vuol dire cercare di capire anche le altre realtà e non sempre quello che viene pubblicizzato come negativo è quello su cui puntare, insomma. Ecco, però posso farvi una domanda diretta. Perché mi avete segnalato questi due delitti? Perché mi hai detto tu un esempio. Di un problema? Sì, di un problema mi è venuto in mente questo. Allora lo insomma. classifichiamo come criminalità? Non lo so. Beh, possiamo classificarlo come criminalità. Mi hai detto un problema, mi è venuto in mente straniera? Lì era stato indubbiamente da parte degli stranieri. Certo. E cosa è successo nel dettaglio? No, guarda, non mi ricordo, so che avevano ammazzato uno straniero, probabilmente a opera di altri stranieri, non so se era un problema di spaccio, di cos'era. E tu sei rimasto colpito perché frequenti? Sì, mi sono detto 2 anni fa probabilmente passavo di lì, sai, perché c'era il ferroviario. Dico, sei quindi... rimasto colpito, dico, della notizia, non è che cioè, No, ti ha lasciato il mi è segno. sono rimasto colpito. Ti ha lasciato il segno. Invece qui siamo in un altro clima, grazie a Dio, speriamo che non uccidano nessuno, a meno che voi non abbiate un raptus, perché c'è molta grappa, mi hanno detto. Avete bevuto qualcosa? No, perché è impossibile assolutamente bere, visto l'organizzazione. Mezz'ora di coda. Allora vicino lontano comincia male, comincia male vicino Vengono lontano. lontano, Sì, sono altro dal bere. Ecco, però avete aspettative nei confronti, dico, del lato culturale di vicino lontano, che non voglio dire, anche questo è un lato culturale, ma di quello che avete, quello che sarà a venire, avete aspettative? Avete appuntamenti precisi in cui andrete? Penso la serata conclusiva sicuramente. La serata conclusiva, ero curioso di andare a vedere Marc Auger, di cui avevo letto qualcosa. Dopo che la vostra fotografica che ho appena visto era molto bella, quella sulla Russia. Cioè, sai, sì, dicevi? Quella sopra? Certo, sai che noi seguiremo Marc Auger a lungo? Noi personalmente della Casba, ti piacerebbe venire con noi a conversare con Marc Auger? Ma domenica mattina? No, prima lo vediamo, diciamo, prima. Allora ne parliamo, però era uno di quelli che mi ero segnato. Ne parliamo dopo. Sapete che c'è l'ex presidente iraniano? Sì? Sì, in questi giorni, non so se oggi, in questi giorni. Ecco, è una notizia che vi colpisce, vi lascia indifferenti? Insomma, è abbastanza significativo che ci sia una personalità comunque del genere qui a Udine, insomma. Certo. Per una manifestazione. Altri commenti su Cadamini, insomma? No, beh, insomma, in questo momento ritengo che sia una cosa particolare per una città che di solito non vede simili presenze. Certo.